ha alcune specificità. Sicuramente la frazione più popolosa è il comune di Portogruaro, è anche la più vicina rispetto alle altre così, diciamo, significative, e da questo ne ha dei vantaggi e anche degli svantaggi. Il fatto che sia vicino al centro urbano di Portogruaro, vicino ai centri commerciali, ha fatto sì che le attività commerciali e una serie di altre attività che prima erano un momento di aggregazione e di socializzazione oggi siano in molti casi chiuse, e quindi queste opportunità di socializzazione sono venute meno. Allora, Sumaga, oltre che appunto avere questi aspetti, è anche un anello di congiunzione per le altre frazioni, e quindi se si parla di ambiente come lo si fa all'interno di questo programma elettorale, si cita il collegamento fra Portogruaro e le frazioni con una pista ciclabile. A questo punto però trovo nelle opere pubbliche la realizzazione del sottopasso appunto che colleghi Sumaga a Portogruaro, tenuto conto che con la realizzazione della variante della statale 14 la rotonda e il collegamento pedonale e ciclopedonale con il centro urbano stesso è diventato pressoché impossibile. Immagino, l'ho chiesto anche nell'altra riunione alla presenza dell'altro candidato sindaco, che questo dalla frazione per la frazione sia assolutamente una priorità, perché se era sentita ed era sentita già prima della realizzazione della variante alla statale 14, oggi diventa una priorità assoluta, vorrei dire è indispensabile se vogliamo parlare di ambiente, se vogliamo parlare di collegamento. Urbanisticamente era stato previsto la realizzazione del sottopasso nel tratto della statale, dell'ex statale sopra la ferrovia. Immaginare un collegamento ciclopedonale lo si può fare anche sopra il sovrapasso, cioè non è che non possa essere considerato un percorso ciclopedonale. Abbiamo pensato come programma appunto da quello che si pensava da anni fa di riprendere quello che l'ho chiesto per avere un impegno in questo senso, mi fa piacere che sia esplicitato. No, non solo. Allora, la pista ciclabile a volte noi abbiamo avuto rapporti, io continuo a dire dove vado, lo dico senza problemi, che io con l'assessore alle infrastrutture ho sempre avuto la viabilità, ho dei buoni rapporti, ci ha sempre dato una mano, dall'incrocio di Mazzolada a tutte le cose che abbiamo chiesto ce l'ha data. Le piste ciclabili secondo me è il problema, siamo in ritardo di anni, dobbiamo riprenderlo in mano in maniera molto forte. Io credo che parlando con la Mazzoleni, quella che sta creando l'ambientazione con l'ANAS, parlando con il Tranelè e con chi ha seguito dei Tranelè, stiamo cercando di, nelle opere di compensazione della terza corsia e con la realizzazione dell'ultimo tratto della tangenziale, stiamo cercando anche di avere delle risorse che ci aiutano a far pagare proprio a tutti i cittadini questo tipo di intervento. Ma su questo non c'è dubbio, perché voi vi ricorderete che noi abbiamo stoppato il collegamento delle piste ciclabili da Cinto, per maggiore Cinto, siamo giusto tanto per intenderci, perché non volevamo che lo seguisse a nome, che seguisse lungo la statale, perché fare una pista ciclabile lungo la provinciale, scusate, inquina, non va bene ed è pericoloso, come hanno fatto tanto per fare. Noi vogliamo andare dentro via della pietra, tentare di farlo usare per il pozzo Sumaga e poi collegare Portogruaro attraverso il sottopasso della ferrovia. Questo è il nostro obiettivo. Quando parlo di compensazioni per le azioni che abbiamo è quello di realizzare questo. Siccome io sono fatto così, uso l'ego in questo momento, noi abbiamo fatto la regola all'ultimo momento della piazza della Tazia di Sumaga, perché mi hanno impegnato, lo dico sempre, quando è andato via Don Umberto. Siccome se dovessi vincere io non posso più candidarmi, io non abbandonerei questa attività amministrativa senza aver visto il sottopasso che collega da Sumaga a Portogruaro. Su questo non c'è dubbio, perché ci sono delle questioni che si possono anche rimandare e non creano situazioni particolari, ma quelli di collegare Sumaga a Portogruaro attraverso arrivare ai frati, poi dei frati attraverso la pista ciclabile dal centro, con il problema dell'ambiente, dell'inquinamento, già adesso non lo facciamo, commetteremo un errore gravissimo. E voi sapete che ci siamo detti più volte che un'amministrazione che traguarda le proprie attività
e 5 anni di governo è una cattiva amministrazione. L'amministrazione deve traguardare dai 10-15 anni, sono le volte che si comincia da capo, devo 3 anni per pensare, poi cambia l'amministrazione e non si fa mai. Quindi questo è il problema di Sulmara, cioè è il problema di Sulmara, quello del collegamento della pista ciclabile. Questo voglio garantire i presenti, perché su questo guardate, con un avanzo noi siamo abituati ad avere avanzi di amministrazione che superano sempre. Il fisiologico è il 2% della somma, quindi sono 700.000 euro. Questa roba qua, male data, con 2 milioni di euro si fa, dall'informazione preliminari che hanno fatto, che sta lavorando. Quindi al costo di giocare